Allora, cari amici, sono Pietro Kociancic. Oggi è il credo 22 gennaio, infatti fa molto caldo come potete vedere, e volevo cogliere questa occasione così per aprire una polemica inutile di quelle che mi piacciono tanto. Perché allora adesso sono in procinto di girare per il cosiddetto quartiere Porta Nuova, che un tempo si chiamava Isola tendenzialmente. Soltanto che questa qui è una cosa che mi dà da pensare, perché continua a spostarsi questa Porta Nuova, perché un tempo Porta Nuova era ed è ancora in fondo via Manzoni qui a Milano. Poi quella porta lì non è più Porta Nuova, ha spostato oltre, vicino diciamo a via nei Fratelli, quella zona lì, quindi quella Porta Nuova. Adesso spostata ancora, ma non è che il punto è, non è che la vecchia Porta Nuova e la nuova Porta Nuova coincidono, cioè che uno supera Porta Nuova e cammina dritto e arriva al Porta Nuova. No, è in un'altra zona più spostata. Adesso ulteriormente, perché il quartiere cosiddetto di Porta Nuova è fuori da Porta Garibaldi. Allora, io ho capito che qui i nomi scarseggiano e piuttosto che usare un nome in inglese, tipo non so, voglio dire, chi è il matto che potrebbe per esempio pensare a un nome tipo City Life? Già, per Milano. Adesso però io voglio dire una cosa, a furia di spostare sta Porta Nuova da qui, da lì, finisce che arriva a Newport. Grande battuta. Allora, io faccio un appello a quelli che inventano i nomi dei quartieri. Lasciate i nomi dei quartieri ai quartieri, no? Inventatene un altro. Basta che non sia City Life, che sarebbe ridicolo che in una città italiana ci fosse un quartiere con un nome inglese. Già. Piuttosto che non so, Isola, oppure Grattacieli, tanto ce ne sono tanti. E anche da quella parte lì. Insomma, pensate a uno che, non so, viene a Milano e ha è poverino, è povero e ha una guida turistica edita nel 1600 e legge Porta Nuova e dicono devi assolutamente visitare Porta Nuova. Lui va con la sua guida turistica del 1600 e arriva a Porta Nuova, non quella nuovissima, non quella vecchia. Insomma, come fa? Se uno va a Milano con il libro di Bonvesin della Riva Le meraviglie di Milano e pensa di trovare Porta Nuova, che è quella in fondo a via Manzoni, e invece si trova i Grattacieli. Ma come? Bonvesin della Riva mi ha contato delle storie. Dove sono questi famosi Visconti di cui si parla tanto? Allora dovete pensare anche a chi non si può permettere delle guide turistiche aggiornate e rischia di fare degli errori che poi costano alla collettività, perché uno va a comprare nei posti sbagliati. Uno va qui nei Grattacieli, cosa compra? Grattacieli? No, perché è povero. Invece se va in un'altra zona magari può comprare qualcosa di diverso e quindi l'economia cresce. Quindi l'appello è: state attenti quando date dei nomi. E questo è quanto. Ciao!